un comitato per riqualificare la nostra regione, potenziando l'attuale specialità con la creazione di due enti autonomi forti, autogestiti, come ci spiega Mario Anzi, il sindaco di Rivignano Teor, tra i promotori del progetto. Sì, esatto, il modello è proprio quello del Trentino Alto Adige e le condizioni che là hanno permesso questo tipo di autonomia, cioè di non avere una regione ma di avere solo due province autonome, in quel caso quella di Trento e di Bolzano, nel nostro caso la provincia del Friuli e la provincia di Trieste, quelle condizioni ci sono esattamente identiche anche qui da noi. Tra l'altro si tratterebbe di un referendum non autogestito, è un referendum istituzionale previsto dallo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, per la quale si possono fare non solo referendum abrogativi come in Italia, ma si possono fare anche referendum propositivi, tra i quali questo che noi da anni stiamo lavorando e adesso a breve vorremmo diciamo così, uscire ufficialmente. Alla fine del mese di maggio e i primi di giugno faremo una prima riunione operativa in cui potremo svelare chi sono le personalità che già hanno aderito a questo progetto e a cui sicuramente se ne aggiungeranno altre. Ecco, possiamo dire che questo è un rafforzamento di quello che è l'autonomia del Friuli Venezia Giulia, visto che in questi giorni è stata messa in pericolo. Certo, tra l'altro proprio nel momento del pericolo bisogna rilanciare, proprio in un periodo come quello attuale in cui stiamo vivendo veramente delle condizioni di sfacelo, stiamo toccando il fondo, è l'occasione per risalire e sicuramente la riscoperta dell'identità locale, identità come consapevolezza di appartenere a un territorio e di far parte di una comunità orgogliosa tra l'altro delle proprie tradizioni, delle proprie particolarità. Ecco, proprio in questi momenti peggiori in cui si sta toccando il fondo è l'occasione migliore per una risalita. Quando ci sarà la prima, diciamo così, una sorta di vernissage di questa iniziativa? Sì, come anticipavo prima, verso la fine del mese di maggio, i primi di giugno, dobbiamo ancora determinare esattamente la data, verosimilmente sarà il 30 maggio, faremo una prima riunione operativa alla quale parteciperanno quelli che già hanno aderito e lì lanceremo un appello per capire se le condizioni favorevoli ci sono, se effettivamente, come crediamo, questo sia il momento buono per rilanciare l'autonomia, tra l'altro a costo zero, perché chiariamolo, noi non vogliamo dallo Stato più soldi, anzi noi diciamo semplicemente che con uno strumento già collaudato come quello del Trentino Alto Adige saremmo in grado di autogovernarci in maniera più efficace e spendendo meno, esattamente come abbiamo fatto noi di Rivignano Teor, che abbiamo fatto una fusione, abbiamo unito i due comuni e abbiamo dimostrato con i fatti che si può spendere meno e dare migliori servizi ai cittadini, però queste leggi spesso i partiti, i politici non le fanno, allora bisogna che il popolo se le faccia da solo.